Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. È stato catturato nella notte dai carabinieri di Napoli il latitante Alfredo Vigilia, 43 anni, elemento di spicco del clan camorristico Grimaldi. Il latitante è stato arrestato a Cetraro, nel Cosentino, dopo una rocambolesca fuga lungo il litorale cetrarese e successivamente per le campagne limitrofe. Vigilia è accusato di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti e armi. Agguato questa mattina presto in località Sant'Elia a Palmi, nel Reggino, nel mirino Antonio Rao, 52 anni, ferito al torace da 2 colpi di fucile calibro 12 caricato a pallettoni. L'uomo, con precedenti di polizia, è impiegato presso una ditta impegnata nei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Trasportato all'ospedale di Polistena, non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. Sono stati arrestati dalla polizia i presunti responsabili della rapina commessa l'11 giugno scorso all'interno del circolo di poker texano di Reggio Emilia. Si tratta di Marcello Muto, 35 anni, Carlo Verni, 42 e Carmine Romano, 52, pregiudicati, tutti originari di Cutro. Nella rapina avevano sottratto al croupier 5.000 euro. L'esplosione di una bombola di gas ha provocato ieri nel Vibonese il ferimento di 2 persone. Il fatto è accaduto in una villetta di campagna tra Soriano e Sorianello. I 2 feriti sono un pensionato di 89 anni FG di Vibo Valentia ed il suo accompagnatore, un marocchino di 58 anni. Il più preoccupante è l'anziano che, dopo essere stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Cosenza, per la gravità delle ferite è stato trasferito nel centro grandi ustionati di Catania. Proseguono gli accertamenti dei carabinieri nel campo rom di Lamezia Terme per far luce sul ferimento di Maria Antonietta. Le condizioni della bambina di 9 anni colpita da 2 proiettili di pistola lunedì scorso, sparati probabilmente durante una lite, restano gravi. Il procuratore di Lamezia, Salvatore Vitello, è rientrato dalle ferie per dirigere personalmente l'inchiesta e per stamani ha convocato una riunione operativa per fare il punto sulle indagini. È iniziata l'udienza preliminare per gli indagati nell'inchiesta Apocalypse Now contro la cosca Tornicchio del Crotonese. Tra gli indagati ci sono anche i 3 accusati della strage nel campo di calcetto nella quale fu ucciso Gabriele Marrazzo e rimasero ferite altre 9 persone, tra le quali un bambino di 11 anni morto dopo 3 mesi di coma. Nell'udienza si sono costituiti parte civile i familiari delle vittime della strage, la Regione Calabria ed altri enti locali. 5 degli indagati hanno anche chiesto il processo con rito abbreviato. Ha chiesto scusa ai familiari di Federica Monteleone, giovane morta il 27 gennaio 2007 dopo un intervento operatorio nell'ospedale di Vibo Valentia. Il governatore Giuseppe Scopelliti nella sua lettera aperta ai calabresi sulla sanità. Il presidente ha assicurato il suo impegno affinché sia scongiurato il rischio che possano ripetersi altri errori negli ospedali per arrivare ad un'assistenza sanitaria efficiente e di qualità ed individuare tutte le responsabilità. Oltre 9 milioni di euro la somma che l'amministrazione comunale di Crotone ha destinato per il programma Scuola Sicura, presentato ieri dall'assessore alla pubblica istruzione Rosa Maria Romano. La programmazione è stata condivisa dai dirigenti scolastici delle scuole di competenza comunale e dal coordinatore dell'ufficio scolastico provinciale. Prevista la costruzione di 2 asili a Poggio-Verde e Poggio-Pudano e dell'istituto comprensivo di Margherita che porterà il nome di Dodò, Domenico Gabriele. Le note della tromba del jazzista Enrico Rava hanno risuonato ieri sera nell'anfiteatro dei Ruderi di Cirella, emozionando e donando al pubblico uno spettacolo unico. Ad affiancare il trombettista jazz italiano più famoso al mondo, il suo New Quintet. Dopo l'esibizione, come nella tradizione del Peperoncino Jazz Festival, degustazioni gratuite del vino Mabilia Ciro Doc, accompagnato da salumi e formaggi tipici.